Buongiorno Yuri, sono Francesco. Cosa sta facendo Yuri? Yuri? Ragazzo, Sì, ragazzo, ragazzo, quando è che vengono a farmi il tampone che voglio di ma uscire? io credo i primi giorni della settimana prossima. E per casa miseria! Come va per il resto? Come... Ma guarda, ti roba da... Ma che domanda è? Ma come vuoi che No, vada? io mi rendo conto che è dura, davvero, ma pensi alla fortuna di non avere sintomi. Poi lei vive in campagna, ha un orto, no? Ci mancherebbe altro che stai sempre chiuso qua. Oggi ho seminato rape, rapanelli, piantato pomodori e Ma peperoni. devono essere buonissimi. Tra... Puoi dirlo forte. No, dico tra l'altro tutte verdure rosse, mi sembra di capire. Ah, simpatico, sì. No, ho seminato anche le tegoline. Eh, Sai cosa sono le tegoline? no, no, non lo so. I fagiolini. Ah, ecco. Sei mica veneto tu, No, vero? no, io sono venuto qui per studiare psicologia, ma mia mamma è di Ah. Grosseto e mio papà invece di Piacenza. Sì. Piacenza! Ah, Piacenza, che terre bellissime là! Pensa che ho dei amici miei, i compagni, che fanno di quei vini rossi Eh, sulle colline piacentine che sono una favola! vero. Ragazzo, non dovreste assaggiarli, che roba! Grande terra di comunisti, l'Emilia e la Toscana! Ecco, no, una volta magari questo. Comunque, dicevo che è fortunato perché lei può anche andare nel suo giardino, no? Ehm, Orto. Io ho un orto, non un giardino. I giardini sono dei padroni, non di quelli come me, va bene? va bene, Yuri, va bene. Ma senta, invece, non per farmi i fatti suoi, lei ha anche dei vicini? Sì, Remigio che sta di qua e la Olga che sta di là. Sono gli unici due che vedo. Come che vedo? Yuri! Yuri, guardi che non può vedere nessuno, per loro è molto pericoloso, eh. Ascolta ragazzo, finché sto sul mio, a casa mia, parlo con chi voglio. Proprietà privata questa, va bene? Sì, no, certo che detto da un compagno fa come posso ridere. Sì, sì, ridi, ridi, c'è poco da scherzare. Mi avete chiuso qua come un prigioniero politico, mi avete chiuso. Cosa devo fare anche, eh? Starmi qua dentro in casa, sempre? Senta, mi dica dei vicini, avranno fatto il tampone anche loro, no? Negativissimi, ovviamente. Pareva. Solo io, capisci? Quando ti parlo di No, macchinazione, Yuri, cosa intendi, no, Yuri, ragazzo? no, per favore, non ricominciamo. Non ricominciamo, Ma Yuri. vorrei vedere se toccassi a te, sai? Maledetti bolsonari! E loro sono anziani? Sì, Remigio, la Olga, Sì. ma più o meno la mia stessa età, soli, anche loro. Ma lascia stare che sono due macachi. In che senso? Non capisco. Guarda, la Olga ha paura di tutto, ha paura dei ladri, ha paura degli immigrati, ha paura dei stranieri, di tutto. Adesso col virus ha così tanta paura che si è chiusa in casa come un orso in letargo. Ma a parte che lei è sempre stata così, mai vita sociale, mai partecipazione, niente di niente, a parte andare in chiesa la domenica e ciapparsi la benedizione, naturalmente. Le persone così sono ingranaggi del sistema. E Remigio invece com'è? Remigio, l'opposto, un Bolsonaro vero e proprio. Guarda, partecipa anche troppo quello lì, sai, partecipa anche troppo. Ma tanto non ne frega niente della gente e dei lavoratori. Pensa, quando eravamo in fabbrica faceva la spia per prendersi la mancia sotto banco. Sto nemico del popolo, hai capito? Ma adesso il Bolsonaro si è imbolsito, sta perdendo colpi. Din, 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 capito? Crede a tutto, non capisce più niente. Pensa che il virus non esista. Va in giro, va in giro senza mascherina Come senza dappertutto. Rendito mascherina? conto? Come Senza senza... mascherina! E crede a tutto, e le scie chimiche a terra se piatta, e i Novax, e i Notax. Io No, a quelli così li no, correrei dietro no. col baile. Yuri, no, un attimo, si calmi, per favore. Bene. Invece, cioè, lo riconosca. Lo riconosca. Cosa? No, come cosa? Che alla fine anche lei è un complottista. Guarda, ti aspettavo, guarda. Ti riferisci al mio caso di finto positivo asintomatico, vero? Vero?
Guarda che io sto benissimo, sai, sto benissimo. Ma come vedi accetto questa situazione perché in ballo c'è la salute del popolo, va bene? E non paragonarmi mai più che la gente là, guarda che spacco tutto, No, anche il PC, va no, no, bene? no, 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 Yuri, davvero, davvero, non volevo offenderla, Eh, davvero. vabbè, ma tu mi chiami per supportarmi o per rompermi i totani? Non ho capito. Una roba da matti, guardati, ragazzo, io ho capito che fai psicologia, però un po' di storia la potevi anche studiare. Eh? Eh? Guarda che io ho sempre contestato il modello di sviluppo capitalistico, sempre, ma mai il progresso scientifico, mai conquista per tutti i popoli, mai. Quando ero un boccia, mio papà mi diceva che una volta nei cimiteri le tombe dei bambini si contavano a centinaia, tutti i putei morti di malattie infettive, capito? Malattie che abbiamo vinto grazie alle scoperte della medicina e questi mi vuoi far tornare in grio? Sì o no? No, no, ha ragione Ah, Yuri, ha ragione. ma vedi che capisci, invece questi qua ci sputano sopra la ricerca tutto quanto, perdono tempo a fare chiacchiere e complottismi. E invece immagina, ragazzo, devi immaginare, immagina che bello, proletari di tutto il mondo, liberi e uniti, alleati del progresso scientifico, hasta la vittoria, sempre! Ragazzo, vuoi che te la dica tutta? Me la dica Yuri, me la dica. Il comunismo è vaccinazione.